Quest'anno abbiamo fatto già un accordo con la Regione insieme a Forma Veneto, dove chiudiamo sostanzialmente con l'obiettivo di arrivare a 850 ore o comunque a un numero di ore sufficiente che garantisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, che non sono le 990 che non avremmo raggiunto se non sforando verso luglio. Quindi l'accordo c'è stato ed è stato possibile perché a livello nazionale nel decreto legge sulla crescita è stato approvato l'emendamento che ci permetteva appunto di non avere decurtazioni economiche se non raggiungevamo le 990 ore. Quindi su questo siamo abbastanza tranquilli. Chiuderemo quindi con gli esami sicuramente tutti i centri di formazione del Veneto entro dalla metà al 20 di giugno. La ripresa di settembre è una ripresa che è condizionata fortemente dalle procedure di sicurezza che abbiamo già approntato tenendo conto di tutti i PCM che hanno affrontato il tema e anche delle linee della Regione Veneto che sono uscite proprio ieri. Quindi abbiamo già un documento avanzato che gireremo a tutti gli enti perché possano adattarlo alla logistica della loro struttura, ma nello stesso tempo con linee chiare e precise per la gestione della sicurezza. A partire dagli esami, perché abbiamo estrapolato una procedura che appunto abbiamo validato proprio ieri e quindi adesso verrà girata agli enti perché gestiscano in presenza gli esami in sicurezza. La ripresa avrà quindi condizionata fortemente dalla sicurezza, dal tema sicurezza e dalle procedure da applicate, che avrà un forte impatto su due versanti, uno quello organizzativo evidentemente, l'altro su quello economico, e quando dico quello organizzativo anche rispetto al tema che molto probabilmente anche se non con assoluta certezza, dovremo applicare una forma mista di formazione per evitare gli assembramenti, quindi avere una parte degli alunni in aula e una parte che invece è a casa in formazione a distanza. Noi abbiamo avuto un salto digitale come sistema paese che non avremmo mai avuto, secondo me, ma secondo anche chi ne capisce anche più di me. Abbiamo anticipato di una decina d'anni, forse, poi conoscendo il nostro paese magari anche di più, però effettivamente il tema dello smart working da una parte, il tema della formazione a distanza e comunque dell'utilizzo delle tecnologie digitali per poter sopperire, penso per esempio al tema del laboratorio in realtà aumentata, per esempio con i project work, quindi forme anche di rapporto con l'impresa e con la professionalità da addestrare in impresa attraverso sistemi digitali, ha in qualche modo rivoluzionato l'idea stessa che ci siamo fatti di possibilità di utilizzo digitale, e questo anche vale per le aziende. Quindi sicuramente il tema sarà mettere assieme i nuovi modelli o comunque i modelli diversi che le aziende stesse metteranno in piedi, con una formazione che a sua volta ha già sperimentato e apprezzato anche forme di, seppur da non ripetere nella logica massiccia e massiva in cui sono state fatte, ma che ha apprezzato per altri versi, e metterle assieme alle esigenze delle imprese. Quindi sicuramente ci sarà una relazione impresa e scuola di formazione professionale impostata più su forme digitali di collaborazione e meno in logiche più di presenza. Il punto fondamentale è che le imprese, il sistema impresa sia messo nelle condizioni di giocare parte della sua responsabilità non solo sociale ma anche di obiettivi aziendali dentro il sistema della formazione professionale, farne parte anche, se vogliamo, nei processi decisionali, quello che avviene in Germania. Le imprese sono parte integrante del sistema formativo, da noi ancora così non è, ci sono stati fatti dei passi avanti col duale, ma sicuramente non è così.
Io personalmente sono sempre stato, per esempio, sono del parere che già, per esempio, nelle organizzazioni di rappresentanza degli enti di formazione, nel Veneto Forma Veneto, sarebbe utile, sarebbe importante, sarebbe necessario che ci fossero le parti sociali, cioè che fossero parte integrante dei processi, appunto, non solo decisionali, ma anche in qualche modo di analisi dei fabbisogni di formazione legato al mondo delle imprese. Quindi sì, certamente, ma non per il Covid, da sempre, le imprese che si giocano la loro faccia dentro anche la formazione. Il tema dell'impresa formativa, il tema del sistema duale, sono le linee su cui effettivamente giocare un rapporto con l'impresa molto più stretto. Ma io direi però che ci sono due versanti. Uno che è quello istituzionale, dove le imprese e le loro rappresentanze andrebbero chiamate ad essere corresponsabili dell'andamento della formazione professionale. Tanto per essere chiari, oggi noi ci troviamo in una situazione dove nel Veneto, per esempio, noi enti di formazione non possiamo accedere ai fondi del FESR, che sono per esempio importanti o sarebbero importanti per laboratorio, tecnologie, eccetera, perché a suo tempo il mondo delle imprese ha detto no, questa è roba nostra. Ecco, io credo che sarebbe da rivedere proprio il senso del dire se voglio persone formate ho bisogno di alzare la qualità della formazione, io impresa mi prendo la responsabilità di, come dire, di tagliare fuori gli enti di formazione dall'accesso a fondi che permetterebbero di avere tecnologia avanzata e quindi adeguata alle mie esigenze. Qualche contraddizione la vedo, quindi la chiamerei l'impresa dentro dal punto di vista istituzionale a giocarsi la loro responsabilità. Abbiamo un dato dell'anno scorso, quindi molto recente, del luglio dello scorso anno, in cui da un'indagine dell'Agenzia Veneto Lavoro della regione, il 38% delle aziende del Veneto non trova le competenze adeguate. Allora, il tema è che effettivamente la formazione professionale, sia dal punto di vista delle cosiddette hard skills, quindi le competenze professionali, e sia nelle competenze relazionali, sociali, soft, come si vuol dire, che sono quelle che servono per poter, come dire, mettere a frutto bene nel contesto aziendale e relazionale le competenze acquisite, è un momento è un passaggio importante e molto anche, come dire, difficile da fare, però va fatto, di mettere assieme appunto competenze hard e soft nello stesso percorso educativo, e come FICAP stiamo cercando di lavorare in quella direzione. Quindi alziamo le competenze da tutti i punti di vista dei nostri ragazzi e ragazze, cerchiamo di farlo. Dall'altra parte la scuola, o comunque più che la scuola, lo spaccato sociale va da un'altra direzione. Va in una direzione dove viene valorizzato la formazione liceale come quella formazione che comunque poi permette di fare qualsiasi cosa, che proprio così non è effettivamente, nel senso che la formazione liceale purtroppo, o comunque per sua natura, non è legata alle esigenze del mercato del lavoro, o perlomeno non lo è subito, lo è in una logica di progettualità o di, come dire, cammino formativo e professionale che fa ogni singola persona. E invece noi dobbiamo avere, come ce l'hanno i paesi significativi, un sistema che porta alla professionalizzazione sia hard che soft. Ecco, su questo c'è una forte dicotomia, e c'è anche un dato che è assolutamente significativo, che noi in 20 anni abbiamo portato l'accesso ai licei dal 34% di 20 anni fa al 56% di oggi. Quindi abbiamo laicizzato in maniera eccessiva, secondo me, ma nello stesso tempo abbiamo anche creato un'alta dispersione scolastica che solo grazie alla formazione professionale viene contenuta, e anzi il Veneto su questo ha un buon risultato addirittura europeo, ma proprio grazie al fatto che nel Veneto c'è un sistema che si occupa di professionalizzare i ragazzi, recuperandoli anche da quella, come dire, abnorme accesso al liceo.